Signore e signori, buonasera. Credo che questo sia uno dei momenti fondamentali, per questo percorso che è i Venerdì di Storia. Vi ringrazio per essere qui. Ringrazio il relatore Stefano Andreotti, il dottor Giandomenico Cortese, gli onorevoli Saretta ed Agrò, che questa sera ci onorano di essere qui con noi. Il sindaco Elena Pavan è impegnata e quindi non può essere presente, però, scopo dell'amministrazione è proprio quello di passare ai giovani, e quindi li abbiamo seduti in prima fila, quello che è stato un momento di storia importante, una storia che Bassano ha avuto da protagonista, perché come tutti ci ricordiamo, la Democrazia Cristiana nel collegio di Bassano del Grappa era uno dei più forti momenti. In questo momento, se mi permettete, vorrei anche fare un pensiero al senatore Pietro Fabris, che ci ha lasciato pochi giorni fa e che, per Bassano è stato un grande, una persona vicina al nostro territorio, che ci ha consentito di avere anche uno sviluppo economico legato a, un potere politico, di grande legame con la Democrazia Cristiana. Ricordo che prima del senatore Pietro Fabris, qui a Bassano abbiamo avuto il senatore Antonio Bisaglia, ministro prima all'agricoltura e poi alle partecipazioni statali, mhmm, persone di grande spicco e di elevatura a livello governativo. Mariano Rumor a Vicenza. Per cui questa è stata la culla di una democrazia che aveva veramente dei valori cristiani. Io quindi vi chiederei un minuto di silenzio per il senatore Pietro Fabris. Grazie. Grazie. Credo che sarà una serata piacevolissima e la ringraziamo. Bassano del Grappa le dà il benvenuto. Grazie. A Stefano, come dire, è tornare indietro nel tempo, perché io, giovanissimo deputato, assolutamente inesperto, perché arrivavo con poca esperienza sul piano romano, sul piano dell'agone politico, più che altro ero stato consigliere comunale in un piccolo paesello, se lo sentono i miei concittadini si arrabbiano, Mussolente, famoso on the world. E ho incontrato tuo papà. Chissà perché, mi chiedo e vi chiedo, perché in questo momento tutti i demoni diventano angeli. E suo papà diceva: "Ma demoni e angeli, il mondo viene diviso così, siamo tutti metà peccatori". Ma adesso però tutti i demoni sono diventati angeli. Tutti dicono: "Ah, se ci fosse Andreotti adesso. Se ci fosse Andreotti probabilmente non ci sarebbe neanche la guerra in Ucraina". Lui che ci sta sentendo dice: "Non dire bugie, non raccontare bugie". Però è un fatto. Noi riconosciamo adesso il valore, il grande valore di un uomo come Giulio Andreotti, che non ha mai detto
Credetemi, io ho fatto 3 legislature e per tante mattine, dall'83 fino al 2004, fino al 1994, siamo andati tante volte a messa, insieme. E Giulio Andreotti, il presidente, arrivava 7:30 preciso. Per quello suo figlio ha rinunciato di andare a vedere la mostra del Canova, perché ha detto: "Non dobbiamo far aspettare la gente che è in sala, anche se il quarto d'ora accademico magari, però tuo padre non l'avrebbe consentito, hai fatto bene". Non esisteva. 7:30 precise si andava a messa. Lui accendeva la candela, leggeva la lettura, spegneva la candela e ci offriva cappuccino e cornetto. Gigi, sul palazzo dove avevamo gli uffici, il vicolo del vicario. Mi viene in mente del dire che quando Indro Montanelli diceva a lui, con De Gasperi andava in chiesa, andava a messa, De Gasperi parlava con Dio e Giulio invece parlava col prete. E quando Indro Montanelli glielo chiese, lui risponde: "Eh sì, perché i preti votano". Questo era Giulio Andreotti. L'ho incontrato nell'83, nell'84. Io ero impaurito anche perché il senatore di allora, che era Onorio Cengarle di Bassano, mi aveva detto: "Toso, sta attento, è il primo anno ascolta e il secondo tasi". E così con tuo papà, l'ho visto venire avanti, avevo un problema, un problemino di un ragazzo del mio paese, Roberto Zarpellon, che tutti conoscete. Questo ragazzo aveva vinto una prestigiosa borsa di studio a Vienna come direttore d'orchestra, per diventare direttore d'orchestra. Io ho detto: "Io glielo chiedo". Lo vedo arrivare tuo papà col fascio di giornali, si sedeva su una poltrona del transatlantico e andavamo a parlare. Io ho detto: "Presidente, buongiorno". Lui mi guarda e fa: "Ciao Saretta". Ci ho detto: "Ma come?" "Perché tuo papà", forse non lo sai neanche tu questo, no, lo sai sicuramente. Un mese dopo l'inizio, o forse anche prima, dell'inizio delle legislature, lui prendeva la navicella e imparava i nomi di tutti quelli nuovi, di tutti i parlamentari nuovi. Quindi lui: "Ciao Saretta". Io dico: "Presidente, io avrei questo problema", e gli spiego questo problema. È un ragazzo di famiglia umile, non ha soldi, dovrebbe rinunciare a questa prestigiosa borsa di studio, 2 in Italia ce n'erano. E ha scritto sul bordo del giornale, di un giornale, il nome. Fra me ho detto: "Boh, vabbè, figurati". 15 giorni dopo Roberto Zarpellon era a Vienna, nella casa dello studente, e ha potuto frequentare, e oggi dirige orchestre importanti anche nella nostra Italia. Questo era tuo padre. Il ricordo che ne ho è di un uomo mite, mite. E quando ho sentito prima che il giornalista della televisione ti chiedeva dei segreti, gli chiedevano: "Ma gli scheletri nell'armadio?" Dice: "Guardate, io nell'armadio metto le giacche doppio petto, non sono mai stato innamorato delle pompe funebri". Le battute autoironiche, ironiche sulle questioni anche più importanti della vita, mi viene in mente, ricordo quando lui, nel momento in cui cadde il muro, una mattina, ma questo è vero, lui ha detto a noi, dice: "Bisogna stare attenti perché non è che il muro è caduto dall'altra parte, il muro ci è caduto addosso". E nella prima fase, tu potrai confermarmelo, lui non era molto d'accordo sulla riunificazione della Germania, tant'è che ha detto a una domanda: "Lei ama la Germania?" "Oh sì, sì, ne amerei meglio 2". Poi però ha cambiato, perché i fatti del tempo, gli inglesi hanno cambiato opinione, i francesi e Mitterrand anche, e quindi la persona che vedeva lontano, non odiava nessuno, neanche quelli che dal '92 al 2002 lo hanno tenuto inchiodato
con un processo incredibilmente no, non si può parlare male della magistratura, vero? No, quindi non dico. Però sono stati spesi 41.000 miliardi di lire per un processo che nel 2002 è stato dichiarato inesistente. Però lui, quando gli hanno chiesto: mi hanno fatto una cattiva azione, però io sono sopravvissuto. Tuo padre è stato tante volte portato sulla forca politicamente. Alla fine, finalmente oggi, anche grazie delle tue pubblicazioni, sì, delle vostre pubblicazioni, tua e di tua sorella. In particolare vorrei ricordare gli amici che sono qui, i signori che sono qui, prendetevi anche non solo gli anni di piombo, i diari segreti, prendetevi anche quella cara Liviuccia. Guardate, incontrerete un Giulio Andreotti incredibilmente tenero. Giulio Andreotti, sì, Giulio Andreotti. L'aspetto, secondo me, più importante, che io non conoscevo, me lo avete fatto conoscere voi. Per questo vi ringrazio. Ma io, pensando ai diari, ho cercato di fare anche un po' di, cronologia dentro il mio percorso politico per capire dove ho incrociato, se da vicino o da lontano, il presidente Andreotti. E ci sono stati 2 occasioni da molto giovane che avrei potuto certamente fare sì che l'incontro con lui potesse essere anche diverso per quanto riguardava la mia carriera politica. E questo avvenne nel 1972 quando l'allora ministro dell'interno Mariano Rumor, chiamò al Viminale, era ministro dell'interno del primo governo Andreotti, ci chiamò un gruppo di giovani, io ero segretario del Movimento Giovanile di Vicenza, per le cose che si fanno sempre coi capi, cioè la benedizione allora. E, un certo Luca Danese, che era parente di eccolo qua, ci disse: "Facciamo in modo che possiate incontrare anche il presidente." Sopraggiunti impegni del presidente non ce lo permisero allora. Poi capitò un altro evento, questa volta che riguarda proprio la città di Bassano, ed è il 1985, quando a Duisburg, noi, su pressione anche dell'allora ambasciatore, mi pare che fosse Ferraris, ehm, fummo, invitati come città a presentare nella settimana, dell'Italia, nella Ruhr, 2 cose importanti: una mostra di disegni del Canova, guarda caso, e anche del Tiepolo, che sono qui dentro nel nostro museo, e poi una rappresentazione della città che riguardava molti stand che venivano messi a disposizione per narrarne la storia, ma anche la modernità di questa città. E, ricordo che l'ha inaugurata, proprio il ministro degli esteri di allora, che si trovava lì per un G8, a Bonn. Io dovevo essere accanto a lui quella volta lì, ma purtroppo i mondiali del 1985, ed era maggio, questo incontro a Duisburg, mi bloccarono in città per sopravvenute esigenze di carattere di governance della finanziaria che governava il processo organizzativo di quell'evento. Mi dispiacque molto, ma ricevetti dal ministro un piccolo segnale: non ci siamo incontrati, aveva il bigliettino accanto al suo posto, perché dovevo inaugurarla io peraltro quella mostra. Non ci siamo incontrati, ma credo che ci sarà l'occasione che questo avvenga. Avvenne poi in passaggi che il presidente fece in città di Bassano, ma avvenne soprattutto nel 1989, quando, il presidente Andreotti
venne indicato capolista della Democrazia Cristiana nel nord-est per quanto riguarda le elezioni europee. Beh, ricordo l'incontro al Camin. Lui venne con una attuale deputato di Fratelli d'Italia, Elisabetta Gardini. Con la Gardini. Sì, e mi sorprese. Ed era la sua speaker in quel momento lì per la promozione da queste parti della sua figura in quanto candidato. Lui venne qui perché ebbe il mio nome dal gruppo degli Andreottiani di Padova e mi chiese se facevo campagna elettorale per lui. Gli ho detto che avevamo già avuto l'ordine che il capolista non può essere dimenticato. 537.000 voti di preferenza in quell'occasione. Quando divenni deputato lo incontrai parecchie volte, ma ricordo una in modo particolare, quella del 2006, l'elezione di Napolitano I. Lui si sedette nel tavolo degli 8. Chi ha dimestichezza con le regole parlamentari sa perfettamente che cosa vuol dire. E mi vide e mi chiamò e rimanemmo lì mezz'ora circa a chiacchierare e si ricordava perfettamente di quel 1989 e rivisitò a suo modo di dire che cosa capitò in quegli anni che dal 89 mi portarono al 2001, alle elezioni del 2001 e al 2006 alle altre elezioni che portarono la legislatura del 2008 poi a essere moribonda, cioè chiusa in anticipo. Beh, ragazzi, io allora capii che cosa vuol dire la cosiddetta politica dell'essere essere innamorati della politica, la passione della politica. Se allora, quando realizzò a Duisburg la sua presenza, capì che il Ministero degli Esteri non era solo per la diplomazia, ma era anche per le relazioni cosiddette economiche, che non sono state inventate quindi dai governi successivi, l'ho capito allora, poi nel 2006, ma ho anche capito quanto amore aveva per il mondo giovanile. Un amore così particolare per cui di fronte a una telefonata di, non so, un giornalista in erba di allora, che forse è qui presente, che chiedeva a me di interporre i buoni uffici per un incontro col presidente Andreotti per una intervista sulla FUCI. Il presidente mi disse: "Ha possibilità di venirmi a trovare?" Penso di sì. Lo ricevette e stette con questo ragazzo, Luigi Marcadella, per 3 ore nel suo studio a Palazzo Madama. E il ragazzo ne uscì frastornato, letteralmente frastornato. Aveva una idea del presidente Andreotti e la cambiò totalmente di fronte a quelle che sono state le paginate che ebbe della pubblicistica italiana e anche internazionale contro quella che era contro e per demolire una figura che probabilmente era scomoda piuttosto che non coerente col proprio disegno politico. Grazie. Grazie all'onorevole Gigi D'Agro, all'onorevole Beppi Saretta per questa introduzione che ci portano a riconoscere che stiamo vivendo un momento importante della nostra storia, della storia italiana, della storia di Bassano, come diceva l'assessore Cabbion prima, questa Sacrestia d'Italia che eleggeva i candidati al Senato d'un balzo, no? Senza neanche un tentennamento, oltre il 65% di voti ogni volta, no? A sottolineare che non eravamo solo la Sacrestia d'Italia, ma eravamo anche capaci di pensare al bene del nostro paese. Un venerdì di storia trasferito al mercoledì stasera per parlare di un libro, I diari degli anni di piombo, ma non solo per presentare un libro. È un'occasione per presentare un libro, ma direi per approfondire, per aprire una finestra sulla nostra storia, su anni delicati e difficili che hanno visto protagonista
un personaggio, una personalità davvero importante nel nostro paese. Saretta prima ricordava una battuta di Montanelli. Montanelli ha scritto di Andreotti dicendo: Andreotti non è solo furbo, è intelligente, anzi intelligentissimo, a sottolineare e riconoscere la profondità di un uomo politico, di uno statista, di un uomo complesso nelle sue straordinarie capacità. Allora, prima di passare la parola al dottor Stefano Andreotti, secondogenito, terzogenito, Lamberto il primo figlio, Maddalena la seconda, poi Stefano e alla fine Serena. Stefano è stato un dirigente d'azienda, Serena redattrice capo della Treccani, che hanno deciso di portarci Andreotti da vicino, nuovamente raccogliendo e pubblicando questi diari del papà, partendo dai diari segreti che raccontano gli anni '80 e riprendendo l'attenzione ai documenti che il padre aveva lasciato, ha lasciato, andando a rileggere i diari i diari degli anni di piombo, partendo da una pagina significativa, l'assassinio di un agente della polizia a Narum, e finendo con una pagina, 1969, e finendo con una pagina che è straordinariamente delicata. Mi consente, dottor Stefano, di leggere le ultime righe di questo tomo di 790 pagine, che non è un libro da recensire, ma è un libro da leggere, un diario che consente a ciascuno di noi di riflettere sul personaggio Andreotti, sulla sua sensibilità, ma soprattutto sulla storia del nostro paese. Ultime righe di questo diario, agosto del 1979. Il governo Cossiga è nato. Poi 5 agosto torna da Palazzo Chigi, arriva a casa, trova a casa la figlia con la piccola Giulia, e Livia, la moglie, che gli dice: hai compiuto 60 anni, avevi detto che avresti lasciato la politica, saresti andato in pensione. Lui riporta questo passaggio con una delicatezza che chiude appunto questo anno tormentato con un momento decisamente di passione e di amore familiare. Aveva scritto poco prima un altro appunto nel suo diario. Era morto il cardinale Ottaviani. Dice Andreotti: semper idem era nel suo stemma. Conservatore? No, dice, personalmente lui l'aveva frequentato, gli era amico, dice, ha conservato, sì, tutta la povertà della sua famiglia trasteverina. Questo era Andreotti, capace di pensare e di guardare alle cose in grande, alla politica internazionale, alla politica del suo paese, dell'Europa, ad avere queste attenzioni alla sua famiglia, ma come avete sentito ai giovani, alle persone che gli stavano vicino. Anch'io l'ho conosciuto e ho avuto occasione di incontrarlo con grande ammirazione per questa personalità, che è stato per 10 volte candidato alle elezioni, è stato il più giovane sottosegretario alla presidenza del Consiglio con De Gasperi e poi con Pella, aveva appena 28 anni, che è stato membro della Costituente. Un giovane vissuto senza il padre, gli era morto quando aveva appena 3 anni, cresciuto dalla madre e dalla nonna in una casa di una vecchia zia. Voleva fare il medico, ma non c'erano i soldi per mandarlo a studiare medicina. Era nato nel gennaio del 1919, si era laureato in giurisprudenza alla Sapienza di Roma, aveva vissuto anche in Vaticano gli anni difficili della Resistenza, gli ultimi anni della guerra. Poi aveva sposato Livia Danese, con cui è stato assieme 69 anni, mi pare. Dati che sono particolarmente significativi. Pensate, è stato 28 volte al meeting
di Rimini, e proprio in occasione di un meeting di Rimini nel 1989 io ero stato mandato dal Gazzettino allora a seguire i lavori del meeting di Comunione e Liberazione, e Andreotti con Formigoni aveva discusso del paradosso della democrazia e la difesa della imperfezione. Gli feci durante la conferenza stampa qualche domanda impertinente. Lui mi guardò male, alla fine della conferenza stampa mi disse, mi aveva conosciuto, ci eravamo visti proprio in campagna elettorale quando era venuto qua, non solo con la Elisabetta Gardini, ma anche con una signora un po' scomoda per noi veneti, con la quale era difficile andare d'accordo, Rosy Bindi, e mi disse alla fine di quella conferenza stampa: ma da te proprio non mi aspettavo queste domande impertinenti. E gli ho detto: Presidente, sono qua però come giornalista, no? E quindi dovevo vedere come lei riusciva a rispondere e a convincerci sulla bontà di quello che ci proponeva. Mi consentite solo un altro accenno personale. Dopo aver sfogliato, non letto, glielo confermo proprio perché l'ho avuto da pochi giorni questo tomo così nutrito, sono andato a vedere le memorie di Mariano Rumor. Rumor ha concluso le sue memorie nel 1970. E cita Giulio Andreotti 31 volte nei suoi diari. E dopo De Gasperi è la citazione maggiore, assieme a quelle che ha avuto poi per Colombo, Fanfani, Moro, De Gasperi stesso, Scelba, Piccioni e naturalmente l'amico Piccoli. Ma dice di Andreotti una cosa che mi piace riportarvi. Ricorda un Consiglio nazionale della DC del 20 aprile 1950. Rumor riporta il dibattito che c'è stato dopo le dimissioni di Taviani, e dice: Andreotti e Piccioni discutevano animatamente con Dossetti e La Pira. Un dibattito di alto tono, dice Rumor, privo di asprezze e di ritorsioni meschine. Cioè era questo lo stile del giovane allora Andreotti, ma uno stile che, come potete leggere in questo libro, ma anche nei diari segreti e soprattutto in questa ultima raccolta di pensieri delicati e dolci che abbiamo ricordato, cara Liviuccia, che è appena uscita per Solferino Editore, troverete l'uomo vero, un uomo che non può essere quel diavolo che è stato presentato. Certamente Andreotti ha sempre affascinato. Dobbiamo dire che affascinavano un po' meno qualche andreottiano che gli era il seguito, no? Con Saretto l'altro giorno si parlava della venuta nell'89, ma anche nell'84, perché è stato eletto 2 volte in Parlamento europeo. Era venuto anche con un personaggio come Ciarapico, ma perché? Perché portava Ciarapico a rilanciare le fonti di Recoaro. Quindi aveva queste persone al seguito che erano operativamente anche efficaci. Ma veniamo al volume che ci è stato suggerito per parlare della nostra storia, della storia d'Italia, così come la racconta in questo libro. Voi sapete che Andreotti, oltre che un grande politico, un grande statista, era anche un grande scrittore, un giornalista efficace. Io ho ritagliato e ho ritrovato proprio in questi giorni un articolo che ha scritto su Padre Martina, Civiltà Cattolica, la storia dei Gesuiti su 30 giorni, una delle riviste che lui seguiva. Ma parlando con il cardinale Ravasi, c'è anche un ruolo importante che ha avuto Andreotti nel sostenere la Divina Commedia, gli studi su Dante. Dicevano che era coevo di Dante Alighieri, no? Per dire la sua appunto quasi eternità. Ecco. Questo libro che vediamo, che proponiamo stasera alla lettura, è ricco veramente di tante pagine, di tante suggestioni, è una lettura della nostra storia efficacissima. Ma vorrei chiedere a Stefano Andreotti di dire il perché di questo libro,
come hanno faticato a raccogliere gli appunti dai diari del padre e qual è il significato più profondo che lui ha trovato raccogliendo proprio questi diari, queste pagine di diario. Prego. Ringraziandolo per essere qui con noi stasera. È acceso. Ecco qua. E innanzitutto io ringrazio il comune, gli assessori, assessoresse, adesso assessori, che sono state gentilissime, e ho fatto anche i complimenti. Io ero venuto a Bassano tanti anni fa, ho approfittato di questa giornata primaverile per fare un bellissimo giro e mi complimento davvero, una città bella, tenuta bene, ordinata. Questo è un ringraziamento che va oltre il motivo per cui sono qui stasera. Ringrazio gli onorevoli D'Agro e Saretta per la bellissima testimonianza che hanno dato su mio padre, e il carissimo, ci siamo conosciuti telefonicamente, abbiamo fatto una bella chiacchierata, anche lui ha studiato tanto mio padre sotto tanti aspetti, ci siamo trovati anche abbastanza vicini nel giudizio su qualche parlamentare che veniva durante le elezioni qua a mettersi in mostra. Bene, io sono il terzo di 4 figli. Fino a qualche anno fa mi occupavo di tutt'altro. Io ho lavorato per più di 40 anni in una grande azienda, la Siemens, mi occupavo di quella. Mia sorella Serena, che insieme a me è in questa avventura, diciamo, chiamiamola così, ha per tanti anni svolto un'attività di redazionale all'Enciclopedia Treccani. Abbiamo altri 2 fratelli che però non vivono con noi a Roma e ci seguono, diciamo, da lontano, spiritualmente ma non materialmente. Quando è morto mio padre nel 2013 e poi nel 2015, dopo poco siamo andati in pensione perché gli anni passano. Allora si iniziava a lavorare molto presto, adesso i ragazzi purtroppo hanno tanti problemi, no? Però si riusciva con 42, 43, 44 anni, come nel mio caso di lavoro, ad arrivare alla pensione. Con mia sorella c'è più tempo, no? A noi piaceva molto lavorare e smettere completamente e dedicarsi a stare a casa a vedere la televisione o a leggere non è quello che vogliamo. E abbiamo iniziato quasi per gioco a guardare questa massa di carte che ha lasciato nostro padre. Allora, mio padre aveva un archivio davvero incredibile. Nel 2007, lui è morto nel 2013, nel 2007 lo ha lasciato all'Istituto Luigi Sturzo con una clausola che possa essere visionato da chiunque ne abbia interesse. È un archivio di natura di natura storica e per essere dato in consultazione deve essere catalogato. Piano piano lo stanno facendo con delle forze, purtroppo questi istituti un tempo avevano tante entrate, oggi non le hanno più, quindi la forza lavoro è davvero ridotta, però mia sorella e una signora ci si dedicano assiduamente e hanno messo, diciamo, in ordine più di un terzo delle carte e già oggi comunque centinaia di professori, giornalisti, comunque persone interessate e tantissimi studenti che vanno anche a fare la tesi di laurea su quelle carte hanno potuto leggerle e darne, diciamo, diffusione. Tenete conto che io non sapevo che gli archivi vengono misurati a metri lineari. L'archivio di mio padre arriva quasi a 700 metri di carte, quindi davvero è una cosa gigantesca. Oltre a questo, tra le tante cose che ha scritto, è stato citato, lui ha iniziato la sua vita come giornalista, ha scritto tantissimo. Sì, è arrivato anche una cinquantina, perché poi negli ultimi anni pubblicava dei piccoli libretti che magari non venivano neanche venduti, però diciamo ha davvero pubblicato tanto e tra le altre cose lui aveva anche l'abitudine di scrivere il diario. È un'abitudine che aveva preso nel 1945, quindi l'ultimo anno della guerra, su consiglio di un grande giornalista editore che fu Leo Longranesi, che gli disse: tu la sera mettiti
degli appunti che vedrai che ti saranno poi utilissimi. Lui questo ha fatto e con mia sorella, quasi per gioco qualche anno fa, 3 anni fa, abbiamo iniziato a rimettere in ordine gli anni '80. Non vi annoio del motivo per cui è un motivo banale, per cui abbiamo iniziato per una nostra ricerca, una curiosità da quell'anno. Ne ho parlato con la Solferino, che è la casa editrice poi del Corriere della Sera. Loro sono stati molto contenti e ci hanno invogliato ad andare avanti, e abbiamo allora portato 2 anni fa in libreria i cosiddetti diari segreti. Anche questi erano, noi con mia sorella li avevamo intitolati in un modo molto diverso, mi tolgo un sassolino dalla scarpa, l'editore disse no, no, mettiamo diari segreti perché vendiamo molto di più, e vabbè. E abbiamo così portato gli anni '80. I diari che cosa sono? I diari, mio padre era disordinato nell'ordine e viceversa. Iniziava una calligrafia micidiale, terribile. Con mia sorella passiamo davvero tanto tempo anche per decifrare magari una parola che può dare un senso a una frase, e più si va avanti con gli anni e più la calligrafia peggiora. Poi scriveva con dei pennarelli con la punta molto larga, quindi davvero è un compito molte volte improbo. E questi diari lui iniziava da un'agenda, 1° gennaio, poi durante l'anno scriveva questi diari dappertutto, in quaderni, fogli sciolti, poi lettere che riteneva importanti, faceva una copia, le teneva come diario, lettere partite da lui o arrivate a lui, articoli di giornale con magari delle sue chiose. Quindi il diario per lui era una montagna di carte, e noi le abbiamo, diciamo, più o meno, con un grande aiuto che oggi dà anche internet, perché tanti fatti non è facile, no? Da risalire con gli archivi dei giornali. Siamo riusciti, diciamo, a pubblicare prima appunto questi anni '80, e lo scorso anno, alla fine dello scorso anno, abbiamo pubblicato questo I diari degli anni di piombo. Sul titolo di del decennio del '70 siamo stati d'accordo con l'editore, perché certamente la parola piombo è quella che ha contraddistinto, non è l'unica cosa che è avvenuta, come magari ne parleremo anche fra poco, però è certamente quello che ha contraddistinto in modo particolare gli anni '70 italiani. E con Serena, mia sorella, siamo andati oltre, abbiamo quest'anno cambiato un po' genere, come è stato accennato. Abbiamo, tra tante carte trovate, sono circa 400 lettere che mamma conservava gelosamente chiuse in una specie di cassetto segreto, per modo di dire. Gli armadi di un tempo, no? Avevano quei cassetti che uno tirava via e vediamo guarda che c'è, e c'è questo mucchio di carte, e sono 400 lettere scritte tra il 45 e il 70, quando mio padre non stava con mamma, quindi la maggior parte del tempo quando si stava in vacanza. All'inizio le vacanze erano molto brevi, perché andava in vacanza nel paese di origine, Segni, che era il paese di origine di mio padre. Poi piano piano siamo andati in vacanza un po' come le famiglie borghesi di un tempo. Si andava in vacanza quando finiva la scuola. Noi andavamo a una foresteria di suore a San Felice Cerceo, al mare vicino a Roma, e poi magari venivamo qui un po' più su, magari però nelle Dolomiti. Abbiamo visto tanti posti delle Dolomiti, e il nostro padre veniva molto poco, riusciva magari a fare 1 o 2 giorni ogni tanto, e poi verso Ferragosto faceva le sue lunghissime vacanze, 1 settimana, 10 giorni, con la disperazione di mamma che non arrivava mai, che rimandava sempre l'arrivo. Però, diciamo, sono tutte lettere che lo facevano stare vicino a mamma. Quelle di mamma e babbo purtroppo sono andate perse, perché il babbo non le conservava, mamma invece le ha tenute quasi tutte. E queste lettere, diciamo, sono un misto tra cose della vita di tutti i giorni, politica, e poi la vita privata. Quindi si ha davvero, a cominciare dal titolo, cara Liviuccia, mamma si chiamava Livia. Quando abbiamo avuto dall'editore la copertina del libro, che poi tra l'altro non è quella che è stata scelta, con una fotografia nostra di noi 4, terribile, come tipo famiglia Adams di quegli anni lì, però diciamo mio fratello, che
a cui mandammo la copertina per avere un giudizio, dire "Oh, ti sta bene", che comunque anche a lui domandiamo, anche agli altri due domandiamo. Nostro fratello disse assolutamente no, perché a Liviuccia nostro padre non avrebbe mai chiamato mamma Liviuccia. Invece nel 90% delle lettere di tutto quel periodo, Liviuccia era il modo con cui si rivolgeva a mamma, no? Ed è una figura molto. Perché facciamo questo? Lo facciamo al di là del fatto che abbiamo tempo, d'accordo, però forse potremmo anche occuparlo in altre cose. È qualcosa comunque che potete capire fa molto piacere a noi, perché noi riviviamo la nostra vita familiare, la vita di nostro padre, e lo facciamo essenzialmente per questo motivo. Nostro padre è durato politicamente davvero tanto, forse troppo. Ha iniziato, come è stato detto, nel 45 e praticamente l'ultimo incarico ufficiale l'ho avuto nel 92 come presidente del Consiglio per la 7ª volta, però è rimasto poi senatore fino a quando è morto nel 2013. E certamente l'immagine di nostro padre è stata, diciamo, molte volte presentata, diciamo in modo carino, presentata in modo molto diversa da quello che noi ricordiamo e che noi conosciamo. E quello che stiamo cercando di fare con Serena è proprio questo, cioè di portare, ma non tanto con i nostri ricordi, perché uno può dire ok, tu sei il figlio, è chiaro che parli così, ma con documenti. Questi libri sono davvero una raccolta enorme di documenti scritti. Penso il grande peggio di questi diari sia quello, al di là del fatto che il nostro padre comunque era o protagonista o testimone davvero di quasi tutti i fatti che sono raccontati, molta parte fatti italiani, ma tantissimo nella politica estera, soprattutto negli anni '80 ancora di più, perché in quegli anni nostro padre è stato per tantissimi anni agli esteri e quindi era, diciamo, più facile i rapporti internazionali, ma anche in questi anni i rapporti con il mondo estero sono tanti e sono comunque o da protagonista o da testimone, chiamiamolo così, privilegiato. E credo che una delle grandi cose importanti di questi libri è che sono le notazioni scritte il giorno in cui il fatto è accaduto. Cioè molte volte le biografie, le autobiografie vengono scritte magari dopo 20-30 anni e chi le ha scritte magari le sistema un po' sulla base di quello che è accaduto dopo. Invece in questo caso noi abbiamo lasciato conservato esattamente quello che scriveva in quel momento nostro padre. Chiaramente dei fatti magari poi veniva smentito 2 giorni dopo, 3 giorni dopo, ma credo che il peggio della spontaneità di quello che viene scritto sia una delle cose più interessanti. Certo, quello che si trova anche in questo insieme di pagine, c'è una freddezza oggettiva, ma c'è la ricchezza dei dettagli che ci aiutano. E forse varrebbe la pena che entrassimo, dottore, nel titolo e nel tema che è sviluppato in questo libro, no? Perché degli anni di piombo abbiamo un po' rimosso il ricordo, invece sono anni straordinari nella negatività, ma anche nella capacità che hanno avuto alcuni dei nostri politici nel generare in quegli anni delicati e difficilissimi proprio pagine importanti nello sviluppo del nostro paese. Poi arriveremo a Moro, ma prima vorrei, ecco, ricordare 1967 a Padova c'è la prima occupazione dell'università. Le facoltà umanistiche più fisica sono state occupate, quindi hanno preceduto il 68 ed è morta la goliardia, ahimè, insomma, io che ho vissuto anche il periodo della goliardia, dico una pagina della nostra storia che adesso con gli 800 anni dell'Università di Padova qualcuno vuole un po' rispolverare. Ma partiamo con il 1969, che è l'anno con cui cominciano questi diari. Come ha vissuto Andreotti questi momenti importanti? Lui era già un uomo politico particolarmente impegnato, era uno dei capi della Democrazia Cristiana, contrastato in alcune sue scelte, amore e odio, come si diceva, però con quella delicatezza e con quel rispetto che forse è cosa d'altri tempi, no? Come vediamo oggi invece anche i confronti fra i politici.
Erano gli anni in cui Rumor, presidente del Consiglio prima di Andreotti attivo nei ministeri più importanti, avevano segnato le grandi riforme del nostro paese. Vuole ricordare qualche passo? Certamente gli anni 70, allora l'Italia veniva dal grande boom economico degli anni 60, quindi davvero da paese morto, che era quello uscito dalla seconda guerra mondiale, l'Italia aveva avuto questo sviluppo straordinario. Negli anni 70 sono iniziate le grandi crisi, iniziò a metà degli anni 70 un qualcosa che oggi ricordiamo attentamente, che è la crisi petrolifera, no? Fino allora non c'era mai stato problema dell'energia. In quegli anni lì l'Italia si fermò, ci fu la famosa austerity con le domeniche a piedi senza macchina, no? Quindi cominciavano quei problemi lì. Però furono degli anni in cui furono in Italia attuate delle grandissime riforme. Fu fatta la riforma fiscale con l'introduzione dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG, quindi una visione completamente nuova delle tasse. Furono gli anni in cui si attuavano alcune delle grandi riforme sociali. Ci fu la maggiore età portata a 18 anni, la riforma del diritto di famiglia. Ci fu tutta la questione del divorzio, la legge sul divorzio, poi tutte le polemiche del famoso referendum del 74, no? Che spaccò, diciamo, l'Italia in due tra la Democrazia Cristiana e i partiti che avevano da sempre per tanti anni governato assieme, no? Si posero in una posizione di completo conflitto. Ci fu la depenalizzazione dell'aborto con il referendum sull'aborto, quindi qualcosa che è intervenuto profondamente nella società italiana. Però ci sono state anche altre grandi riforme. Ci fu la riforma sanitaria del 1978, che porta tra l'altro il nome della onorevole Anselmi. A me piace ricordare che in un'Italia che ci ha messo dal 1945, oggi siamo nel 2022 e abbiamo finalmente un presidente del Consiglio donna. Fino al 1976 tutti i ministri della Repubblica Italiana erano stati uomini. La prima ministro della Repubblica Italiana fu Tina Anselmi, che credo che sia di Castelfranco Veneto, quindi davvero qui vicino. Quindi addirittura ha anche delle radici profonde anche qui da voi. E mio padre era molto fiero di essere stato il primo presidente del Consiglio ad avere una donna nel 76 ministro del lavoro. Quindi anche questo, diciamo, e la riforma sanitaria italiana fu una riforma. Adesso la sanità è tanto criticata, ma la sanità italiana per tantissimi anni è stata considerata nel mondo forse seconda solo alla sanità francese. Oggi problemi ce ne sono anche in quel settore lì come in tanti altri, però la riforma della sanità aveva costituito davvero un grandissimo punto di orgoglio dell'Italia. Ci sono stati dei grandi passaggi sindacali. Fu lo Statuto dei lavoratori nel 1972 che cambiò completamente il modo, no, dei rapporti sindacali. Ci fu l'istituzione delle regioni a statuto ordinario, perché fino al 75 erano previste dalla Carta Costituzionale, ma esistevano solo le regioni a statuto speciale, quindi solo nel 70 furono per la prima volta istituite. Quindi questi anni qui sono stati certamente degli anni di profondo cambiamento sociale, che si è assommato appunto all'altro aspetto, che è quello a cui ha fatto cenno il famoso piombo. Certo. Torniamo a qualcosa di più anche leggero, e dopo torniamo su questi anni di piombo. Le passioni del padre, di suo papà: il calcio, il papà era romanista, lei laziale. È un grande guaio per mio padre avere un figlio laziale, perché poi a Roma c'è come in tutte le città, però dove ci sono due squadre c'è questa grande rivalità, no? E lì, vabbè, la passione alla mio padre è stato uno sportivo straordinario da seduto,
Cioè mio padre se doveva fare mezzo metro a piedi si sentiva male. Mamma quando ho accennato venivamo su in montagna cercava di portarlo a fare qualche passeggiata e lo doveva trascinare a viva forza. Però è stato un grande appassionato dello sport da seduto. Tra l'altro come compiti, quando lui fu nominato da De Gasperi sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel 47, tra le deleghe c'era quella dello sport, perché lo sport non aveva, come oggi c'è Abodi che è il ministro dello sport, non esisteva un ministro dello sport, era una delega del sottosegretario e si dedicò tantissimo anche in quel campo allo sport, perché ideavano insieme a Giulio Nesti, che era il presidente del CONI di allora, lo storico presidente del CONI, ideavano il modo di finanziare tutto lo sport italiano con la schedina del Totocalcio, che era un qualcosa di privato, fu resa pubblica e la gran parte dei proventi, al di là di quello che andava giustamente alle vincite, veniva reimpiegato nel far crescere i tanti sport. Si riorganizzarono le Olimpiadi a Roma nel 1960. Mio padre ebbe un ruolo molto importante nel far scegliere Roma come paese, città ospitante, e fu anche presidente del comitato organizzatore. Furono delle Olimpiadi molto importanti. Adesso parliamo davvero della preistoria, però cambiavano anche la mia città dalle basi, con tantissime opere che la cambiavano e la modernizzavano. L'ippica era la sua grande passione in assoluto. Lui sin da ragazzino andava addirittura a fare le scommesse nelle sale corsa, quindi se lui poteva andare però a vedere i cavalli, dovunque nel mondo andava a vedere i cavalli. Poi c'ha avuto questa passione per la Roma che gli derivava dal fatto che lui, quando era piccolo, viveva in un vicolo del centro di Roma, dove in una trattoria, quando c'aveva una decina d'anni, andavano a mangiare i giocatori della Roma. Erano altri tempi, oggi i giocatori di calcio sono tutti, vivono un loro mondo, non si fanno mai toccare, non si fanno avvicinare. Invece ai tempi si viveva per strada e i giocatori della Roma andavano a mangiare quegli scapoli in una trattoria di Via dei Prefetti, dove abitava mio padre, e dopo pranzo i ragazzini gli andavano a rompere le scatole e facevano anche qualche colpo di pallone, diciamo, per strada. E lui poi era romanista, io sono diventato laziale, vabbè. Gli ho fatto anche un nipote che l'ho chiamato Giulio come lui, che è più laziale di me, però ci ha sempre sopportato, non ci ha mai ucciso. Parliamo un po' dell'ironia di suo padre. A proposito dello sport, lui diceva: e considero il sopravvivere una grazia di Dio. I miei amici che facevano sport sono morti da tempo. Beh, lui aveva sempre detto questa cosa terribile, che l'ideatore del footing, che adesso non ricordo bene chi fosse, era uno che è morto di infarto, quindi, però non era un esempio, credo, da scegliere. Ci racconti com'è nata la battuta a pensare male degli altri si fa peccato? Beh, questa non è una battuta sua, perché lui tante battute ancora oggi vengono ricordate, tantissime battute, e le stesse battute che faceva pubblicamente comunque le faceva a casa su di noi, su di mamma poverina che veniva sempre un po' presa di mira, la chiamava la colonnella, la marescialla, perché a casa è quella che teneva con 4 figli tutti piccoli, con un padre che stava quasi sempre in giro, teneva un po' il polso. Però questa, una delle più famose, è questa che a pensar male si fa peccato, però spesso si indovina, è una diciamo battuta che lui aveva sentito da un cardinale che a sua volta l'aveva sentita da Pio XI, quindi davvero andiamo nella notte dei tempi. Però diciamo lui potrebbe avere il copyright sulla diffusione, perché se prendessimo anche un solo centesimo tutte le volte che viene ripetuta ci avremmo veramente milioni d'euro. Mi diceva che a parte le guerre puniche mi viene attribuito tutto. Anche questo l'ha sempre detto, infatti una delle sue, diciamo, delle tante cose che gli sono state addebitate, molte volte ci scherzava su. Dopo il film Il Divo, Sì. lui ha detto, sì, ha vinto il Festival di Cannes, no? Un film su di me, dice, sì, però una parte della politica teme di essere ignorata, peggio che essere criticato, meglio che Non lo so, il libro è stato fatto quando mio padre ormai aveva
quasi 90 anni, mi pare è uscito nel 2008, mi pare aveva 89 anni, e Gianluigi Vondi, che è stato un grande critico del mondo del cinema, organizzò una visione del film e invitò sia mio padre che il regista, e quando finì il film mio padre non diceva, a casa non diceva mai mezza parola, era sempre del massimo rispetto, non esprimeva mai giudizi, un po' così. Quando davanti al regista gli fu domandato che ne pensa, mio padre disse: lei ha fatto una vera mascalzonata. Quindi gli espresse tutto il suo disprezzo. Io penso che anche e soprattutto per chi ha visto il Divo, e lasciamo perdere la parte pubblica, perché la parte pubblica uno può avere le sue idee e può fare quello che vuole, però mostrare la famiglia e come era mio padre in famiglia, come lo presenta nel Divo, se qualcuno di voi avrà veramente voglia, non lo so, di leggere il libro delle lettere di mio padre e mia madre, si rende conto di com'è diverso mio padre da come è stato rappresentato. Parliamo un po' dell'amicizia, le amicizie del padre, no? Sì. Ce n'è una che mi piace che lei ricordi, quella con Madre Teresa di Calcutta. Certamente, beh, amicizia è un po', non esageriamo, no? Perché dire amico di Madre Teresa di Calcutta Diciamo la stima può sembrare una grandissima stima. Teresa di Calcutta mio padre l'aveva già avuto modo di conoscere, ma in modo marginale in alcune occasioni a Roma. E un giorno era a Fiumicino e stava prendendo l'aereo di Stato per andare in India ai funerali di Indira Gandhi, e lo avvertivano che Madre Teresa di Calcutta, che anche lei tornava in India per i funerali di Indira Gandhi, aveva perso la coincidenza con gli aerei, e mio padre, l'aereo era tutto semivuoto, disse ma assolutamente, quindi salirono sull'aereo Madre Teresa e Suor Monica, che era una delle sorelle, delle piccole suore di Madre Teresa, e da allora, tra l'altro, Via Tardelli la portò, andavano all'ambasciata italiana, e uno dei ricordi che mio padre ha conservato davvero incredibili fu quando arrivavano appunto nel giardino dell'ambasciata, Madre Teresa lo prese per mano, lo portò nel giardino dell'ambasciata e recitavano assieme il rosario. Adesso mio padre era cattolico vero, per lui fu un'esperienza davvero di vita. Poi con Madre Teresa ha avuto un rapporto che è durato davvero tanto, e abbiamo tantissime lettere di Madre Teresa, anche di mio padre che scrive a lei, ma tante lettere di Madre Teresa che scrive a mio padre, scriveva sempre su dei blocchetti molto semplici, dove metteva un timbro del suo ordine, delle sue suore, e scriveva con questa calligrafia quasi infantile in inglese, e finisce le lettere in una maniera incredibile, perché invitava sempre in tutte le lettere mio padre a pregare per lei come lei pregava per mio padre. Poi per quello che ha potuto fare mio padre nel mondo e in Italia, ha cercato di aiutarla. Un giorno gli disse: guarda, io vengo a Roma, voglio vederla. Andò a trovarlo allo studio e gli disse: lei deve venire con me adesso, lasci tutto e venga a vedere. E lo portò alla stazione Termini, dove c'era una marea di gente per strada che non aveva un posto dove dormire la notte, e gli disse: lei qui comunque è un politico che conta, le pare possibile che questa gente deve stare? E lo invitò, cosa che poi chiaramente nei limiti del possibile fu fatto, a trovare dei locali dove far stare la notte questi poveretti, e l'ha cercata di aiutare anche in Africa, in Asia, in Cina, in Albania, dove fecero l'ospedale su una donazione appunto di Madre Teresa. E Madre Teresa ha avuto anche un ruolo molto importante nei periodi meno belli della vita di mio padre, quando mio padre ha avuto tutti i guai processuali, nei primi giorni della partenza delle indagini, la segretaria di mio padre, che era un cagnaccio, Arcigna, andò da mio padre e gli disse: guardi, c'è Madre Teresa, però io gli ho detto che non so se lei la può ricevere. E allora mio padre disse: ma come? C'è Madre Teresa, mi viene a trovare e non la riceviamo. E vide Madre Teresa, e Madre Teresa ebbe per mio padre delle bellissime parole di conforto che ha sempre tenuto, diciamo, nel cuore. E nel mondo, diciamo, della Chiesa ha avuto tante persone vicino, ma non solo
papi, perché ha conosciuto tutti i papi, davvero suore, sacerdoti, frati, ha avuto rapporti davvero con tanti di loro e con tanti rapporti davvero chiamiamola pure amicizia. Parliamo di Montini allora. Sì, anche Montini, Quindi diciamo torniamo alla vicenda Montini, del libro. sì, alla Montini, allora mio padre cominciò a frequentare durante la guerra la FUCI, la Federazione Universitaria dei Cattolici Italiani, che esiste ancora, anche se oggi, vabbè, diciamo che è una cosa quasi insignificante. Allora aveva un ruolo molto importante, perché da un lato c'erano le ACLI, l'Associazione Cattolica dei Lavoratori Italiani, e la FUCI, erano le uniche due istituzioni che in qualche modo, diciamo, lo Stato le sopportava, anche se avevano una posizione un po' autonoma, no? Soprattutto la FUCI. Il presidente della FUCI, tra l'altro, era Aldo Moro. Aldo Moro fu richiamato, si conoscevano bene in quegli anni, sin da quegli anni con mio padre, fu richiamato al servizio militare al sud e lasciò la presidenza della FUCI a mio padre. L'assistente spirituale della FUCI era Giovanni Battista Montini, che sarebbe poi diventato Paolo VI, e da allora ebbero un rapporto davvero stretto, come Montini lo ha conservato per tutta la vita con Aldo Moro, no? Anche ricordiamo la tragedia, no? Che fu anche per Papa Paolo VI. E faceva riferimento forse a una delle lettere che abbiamo pubblicato quest'anno di mio padre e mia madre, quando fu nominato Papa Paolo VI alla morte di Giovanni XXIII. In una lettera mio padre scrive quando De Gasperi è stato, diciamo, il punto di riferimento politico di mio padre, lo conobbe durante la guerra, partecipò con De Gasperi alle prime riunioni della Democrazia Cristiana, e De Gasperi nel 1900 De Gasperi lo fece, gli fece partecipare alla consulta, quindi ancora prima della Costituente, lo fece presentare alla Costituente a Roma insieme a lui, quindi è stato il vero uomo guida, e mio padre aveva per De Gasperi davvero un rapporto davvero da figlio a padre, quello che non aveva avuto mio padre perché era rimasto orfano davvero bambino, lo ha trovato in De Gasperi. Nel 1947 De Gasperi lo nominò appunto sottosegretario alla presidenza, e mio padre scrive a mamma quando De Gasperi doveva scegliere il sottosegretario alla presidenza, chiese le mie referenze a Papa Montini, insomma, quello che sarebbe poi diventato Montini, che lo conosceva molto bene, e Montini gli dette delle ottime referenze, e mio padre chiude la lettera di mamma dicendo: è stato davvero un uomo saggio. Il rapporto con Leone e la caduta, le dimissioni. Leone è stato un altro grande guaio italiano, perché Leone... Sic transit gloria mundi, disse suo padre quando... Sì, perché Leone pure poi è accaduto poi nell'anno, no? Poco tempo dopo la storia di Moro, no? Perché ci furono tutte queste polemiche di la Lockheed era questa azienda che vendeva armi, elicotteri, no? Con tutte delle tangenti strane, e c'era un antilope Kobler che non si sapeva bene chi era, che sarebbe stato, diciamo, che non riguardava solo l'Italia, riguardava anche altri paesi, ma che sarebbe stato, diciamo, la figura che aveva fatto. Anche mio padre, anche in quell'occasione, per un breve periodo ci fu una lettera falsa, che meno male trovavano anche che c'era un timbro falso della Lockheed che diceva che Antilope Kobler era lui. Però, diciamo, gli Antilope Kobler ne hanno detti tanti. Pensate che il giorno del rapimento, dell'uccisione della scorta e del rapimento di Moro, uscì un articolo su Repubblica, che poi fu ritirato di corsa, l'edizione della mattina, che Antilope Kobler era Moro. Quindi, vabbè, diciamo, però la persona che fu presa più di tutti sotto l'assalto fu Giovanni Leone, il presidente della Repubblica, e fu davvero talmente dall'Espresso, no? Con una campagna davvero di falsità assoluta. Addirittura erano riusciti a pensare che Antilope Kobler era praticamente Kobler cacciatore
di Leoni, quindi sarebbe stato una specie così di soprannome da dare a Giovanni Leone. E Giovanni Leone, che era una persona per bene, alla fine non ce la fece e si fece più o meno da parte, no? Anche se dopo fu comunque anche da quelli che l'avevano incolpato, fu riconosciuta la sua completa estraneità. Torniamo a Moro, al rapimento e poi Sì. all'omicidio di Moro. Il Papa Montini aveva raccolto attraverso Monsignor Macchi, che aveva contatti costanti, no, addirittura 10 miliardi per pagare un eventuale possibile riscatto. Ecco. Come ha ricostruito e ha trovato l'attenzione di suo padre rispetto a quelle che erano le scelte del governo, Diciamo, Cossiga? allora, quando fu uccisa la scorta, io ricordo sempre la scorta, perché 5 famiglie che sono state massacrate in quel modo vanno sempre ricordate. Fu rapito Moro e poi ucciso in quel modo barbaro. Era il giorno in cui mio padre presentava al Parlamento il governo cosiddetto del compromesso storico, che subentrava sempre a quello guidato da mio padre, che era il cosiddetto della non sfiducia. La non sfiducia, per la prima volta il Partito Comunista non votava contro, nel compromesso storico votava a favore, pur non rientrando con ministri nella compagine ministeriale. Quella mattina avvenne questo e ci furono i famosi 55 giorni, 55 giorni dove fu tenuta una posizione dura nei confronti dei brigatisti e adesso si parla con tanto dopo tanto tempo si tirano fuori tante cose, però la posizione di tutti o quasi tutti era comunque della assoluta impossibilità di, ad esempio, avere uno scambio di prigionieri, perché quello che fu chiesto allora le Brigate Rosse non si sapeva bene chi erano, cioè si viveva davvero nella confusione più assoluta. Poi piano piano negli anni si è riuscito a capire il fenomeno, ma quello che accadeva ogni giorno venivano dei fatti di sangue, prima si sparava alle gambe, poi si cominciò a sparare, a ammazzare le persone, venivano uccisi giornalisti, politici, magistrati. Quasi 400 persone. Cioè, ci fu e tutti i giorni accadeva questo. E quei 55 giorni furono, tra l'altro io li ho vissuti a casa perché io ancora vivevo anche con mia sorella, quindi vedevamo mio padre, il dramma anche di mio padre. Mio padre fu quello che comunque come Presidente del Consiglio tenne ferma, diciamo, la impossibilità a trattare, ma la stessa posizione ancora più rigida di quella della Democrazia Cristiana era del Partito Comunista, che era, il Partito Comunista non vedeva come fumo negli occhi le Brigate Rosse, perché le Brigate Rosse in qualche modo venivano a scavalcare il Partito Comunista diciamo tra gli operai, no? Che erano allora una massa di gente importante, che erano diciamo, il primo elettore del Partito Comunista. Non dimentichiamo che sono avvenute dei fatti terribili dove anche, non so, in alcune fabbriche dove erano avvenuti rapimenti di industriali o di rappresentanti dell'azienda, gli operai non avevano fatto niente per difendere, anzi ci fu un famoso caso in cui uno era stato rapito e poi lasciato legato nudo a un cancello di Mirafiori, mi pare, della Fiat, e tutti gli operai uscirono come se fosse trasparente e non fecero neanche una mossa per liberarlo. C'era la famosa frase: né contro le Brigate Rosse né cioè, tutte queste cose sono un clima molto diverso. Quei 55 giorni furono fatte tante cose e la storia di Macchi era il segretario particolare di Paolo VI. Macchi veniva a casa nostra tardissimo, verso le 11, 11 e mezza di sera, è venuto, non dico tutte le sere, ma tantissime sere, e veniva a parlare di quelle che erano le possibilità, e tutto questo è raccontato giorno dopo giorno in questi diari, le possibilità in qualche modo di trovare una soluzione, e la soluzione che era stata più o meno trovata tramite
diciamo, un canale del Vaticano che arrivava a uno dei carceri milanesi, a uno dei padri spirituali di un carcere che aveva rapporti evidentemente con dei brigatisti che erano ormai finiti nel carcere, e avevano più o meno trovato questa forma che non riconosceva le Brigate Rosse ufficialmente, ma in qualche modo pagava un riscatto. Questo riscatto effettivamente era stato trovato tra il Vaticano, lo Stato, e era una cifra, dicevano, di 10 miliardi. 10 miliardi allora era una cifra comunque molto importante. Tenete conto che i brigatisti comunque in quegli anni una delle attività che facevano erano i sequestri di persona per finanziare proprio la loro vita, no? E questo, diciamo, questo tentativo aveva avuto, diciamo, una certa possibilità e c'era un certo ottimismo, tant'è che quando si arrivò al giorno famoso di maggio in cui poi fu ritrovato Moro, Cossiga telefonò. Mio padre aveva visto Macchi anche 2 giorni prima e Macchi era stato molto ottimista perché c'è scritto si riapre la possibilità. Quella mattina, quando fu ritrovato a fine mattina l'auto famosa, l'R4 a via Gaetani con Moro dentro, Cossiga telefonò a mio padre: abbiamo ritrovato Moro. Per un secondo mio padre ebbe l'idea che fosse stato trovato vivo. E poi, che dire, io come testimonianza, questa testimonianza che posso dare io, che può dare mia sorella, per mio padre è stato davvero un dramma in quel periodo, è un dramma che poi si è tirato dietro per tutta la sua vita politica. Lui ha sempre detto che al di là di tutto quello che gli è capitato, dei processi che ha avuto, di tutti i dolori che ha avuto, il suo più grande rimpianto era stato proprio quello di Moro, e che qualcuno avesse poi pensato che non era stato fatto da lui il possibile per salvarlo. Io ho visto piangere mio padre 2 volte in vita sua. Mio padre non era certamente una lacrima facile, pianse quando è morta nonna, la mamma di mio padre, e pianse quella sera quando ritrovavano Moro, per dire che comunque per Moro avevano avuto anche lì momenti di, come tutta la democrazia cristiana, no? Momenti che andavano d'accordo, momenti andavano meno. Teniamo anche conto che mio padre era diventato presidente del Consiglio della non sfiducia di cui ho parlato prima e del compromesso storico, proprio sull'idea di Moro, che era stato il grande artefice di questo avvicinamento al Partito Comunista, e Moro aveva preteso che mio padre fosse lui a guidare questi governi. Furono davvero dei giorni terribili che sono durati poi negli anni, e ancora oggi, no, viene, diciamo, il tutto ritirato fuori molte volte, però davvero in un paese che fa della dietrologia il suo sport prediletto. C'è un'altra pagina che mi ha colpito, che mi ha incuriosito, laddove si vede che anche nel momento in cui c'è stato il referendum sul divorzio e poi quello sulla legge per l'aborto, che i democristiani erano abbastanza vicini anche al Partito Comunista. Cioè il Partito Comunista in alcune sue componenti, particolarmente quelle femminili, avevano assecondato sia... Prego? Sul divorzio, sì. Cioè non volevano l'applicazione di questa legge. E il rapporto invece, andando più a livelli internazionali, con Wojtyła. Beh, con Wojtyła, diciamo, ha avuto un rapporto, ha conosciuto tutti i papi da quando ha cominciato a fare politica. All'inizio addirittura Pio XII, che era un papa molto, non un papa alla mano come quelli di oggi, no? Che stava molto su un piedistallo. Mio padre lo vedeva quasi tutti i giorni come presidente della FUCI. Però, diciamo, Wojtyła l'aveva conosciuto incidentalmente prima che diventasse papa, e quando Wojtyła fu fatto papa, all'inizio ci fu un po' quasi da parte di Papa Wojtyła un po' di vedeva mio padre non proprio bene. Questo perché? Perché Wojtyła veniva dalla Polonia, la Polonia era sotto l'Unione Sovietica, ancora doveva arrivare Solidarnosc, perché Solidarnosc fu fatto papa nel 78, Solidarnosc arrivò a metà degli anni 80, no? Quindi e Wojtyła vedeva mio padre come l'esponente di un partito che aveva in qualche modo raggiunto un accordo col Partito Comunista. Diciamo che i comunisti per Wojtyła non erano il massimo delle amicizie. Poi con Wojtyła ha avuto
frequentandolo, l'ha frequentato davvero tantissimo, perché potete immaginare, ed è stato tra l'altro in tutti gli anni dell'apertura della Polonia all'Occidente, più in generale, no? Della fine della guerra fredda e dell'apertura della Polonia, davvero mio padre ebbe tantissimi rapporti, andava spessissimo a cena o a pranzo da Wojtyła e si scambiavano delle idee su quelle che potessero essere le linee. C'era allora il segretario di Stato Casaroli, no? Che è stato il grande artefice dell'apertura all'est, e davvero ci fu questo, diciamo, rapporto particolare. È un rapporto poi che con Wojtyła è durato una vita. Wojtyła ha avuto un pontificato lunghissimo, no? Perché è arrivato fino al 2007-2008, quando è arrivato Wojtyła. È stato un rapporto davvero molto molto stretto. Credo che possiamo andare verso la conclusione e eventualmente lasciare a voi qualche domanda. Io prima di passarvi il microfono, se c'è qualche domanda che volete fare al dottor Stefano Andreotti, vorrei ricordare alcuni dei titoli più significativi, molti li abbiamo anche nelle nostre biblioteche, perché hanno segnato passaggi storici del nostro paese, dei libri scritti da Giulio Andreotti, perché in fondo anche in questa successione di titoli si riesce a capire qual era lo spirito di attenzione, desiderio di divulgazione delle cose che magari non si conoscevano, non si capivano di primo acchito, di impatto immediato, che Andreotti andava a raccontare. Il primo dei suoi libri, scritto nel 1945, si intitola Concerto a 6 voci, poi Il buono e il cattivo, che è arrivato subito dopo. Nel 1954 ha scritto Pranzo di Magro per il cardinale, capite anche le sue collocazioni, le sue amicizie, no? Le sue vicinanze al mondo vaticano. Del 1956, poco dopo la morte di De Gasperi, ha scritto De Gasperi e il suo tempo, poi è tornato alla sciarada di Papa Mastai, prego? Pio IX. Sì, di Pio IX, nel 67. Nel 74 ha scritto Ore 13, un po' un giallo, no? Il mistero, il ministro deve morire, era la storia di Pio IX. sì, di Pellegrino Rossi, primo ministro di Pio IX. Ogni morte di Papa nell'80 e poi quella serie di volumi molto interessanti visti da vicino, con proprio una serie di biografie, di descrizione dei personaggi più significativi del tempo. 3 volumi usciti nell'82, 83 e 85, poi De Gasperi visti da vicino, Ursa e USA sempre visti da vicino, Onorevole stia zitto nell'87, non so se si rivolgeva a qualcuno di voi, insomma, no? Quindi... Poi un altro problematico libro che ha scritto nel 95, Cosa loro, quando era accusato, no, di essere vicino a Cosa Nostra, mai visti da vicino. A domanda rispondo, l'ho scritto nel 99, durante gli anni più tormentati, poi ha raccontato i nonni della Repubblica, nonni e nipoti della Repubblica fino al 2004. Ecco, c'è tutta una serie di capitoli della storia d'Italia che si completano con questa serie di 3 volumi che davvero raccontano com'era l'Italia, come è cresciuta, come si è confrontata, come ha sofferto, dando delle graffianti anche letture del nostro paese. Io ringrazierei il dottor Stefano Andreotti, gli amici tutti, ma se avete delle domande abbiamo ancora una decina di minuti di tempo prima che suonino gli allarmi di Sara Chilesotti. Prego. Se siamo soddisfatti di quanto ci ha detto il dottor Andreotti, aspettiamo magari che venga a raccontarci il libro appena uscito. Chiudiamo così. Grazie. Credo che il dottor Andreotti possa firmare le copie. Se qualcuno vuole, con piacere. Cominciamo con la mia. Grazie. Gian Domenico Cortese. Gian Domenico, sì.